l'avventura siciliana volge al termine. Voi comunque vedrete probabilmente altri 2 video sulla Sicilia, su cosa ho mangiato e sulle tonnare, ma sicuramente, ok? E adesso andiamo all'aeroporto di Palermo, dove farò, penso, qualche ripresa. E ragazzi, che giornate. Come dico sempre, sigla. Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Allora, sicuramente mi ha già colpito in positivo. Sono ancora nella parte pre-check-in, pre-controlli di sicurezza. E no, beh, a parte lo sponsor dei maglietti ufficiali del Palermo, che ci sta chiaramente, ma anche 2 bei ristorantini che non ho visto i prezzi, ok? Con tanto di vista appunto sul mare. Beh, ci sta assolutamente. Scusa, e anche la pasticceria che ho qua mi ispira un sacco. Cannolo ho visto che stava a circa 70 centesimi in più rispetto a quelli che vedo di solito, prezzo più che onesto. Beh dai, adesso vediamo dopo il controllo di sicurezza che c'è. Tutto pulito e in ordine. Sempre prima dei controlli si esce e si va sul ragazzino panoramico. Beh, con vista parcheggio e mare. Più che altro ho trovato il vino, quello che ho comprato della cantina Florio, a un prezzo inferiore qua all'aeroporto. Di solito costa qualcosina in più. E effettivamente stavolta è qualcosina in meno. Parliamo di 3 euro circa. Vabbè. Giusto per... Continuo a essere piacevolmente colpito di questo aeroporto. Allora, insomma, fatto bene, strutturato bene, negozietti interessanti, prezzi interessanti, perché ripeto, anche il vino lo pagavo o come in cantina, in alcuni casi anche qualcosina meno. Beh, ci sta, dai. Il cannolo per 70 centesimi in più ci sta. Adesso lo vediamo. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me.